Spettatori, rieccoci insieme, ben ritornati nel nostro spazio di approfondimento in collaborazione con l'FNP CISL. L'argomento di quest'oggi è particolarmente importante e delicato. Più volte abbiamo sottolineato che andremo ad affrontare il tema colf, badanti, assistenti domiciliari, familiari, perché siamo stati anche da voi sollecitati e questa è la volta buona. Allora, per approfondire questo tema, vedere i diversi risvolti, le problematiche, tante cose anche che si dovrebbero fare e che non sono ancora state fatte, quindi il punto di vista anche del sindacato, abbiamo il piacere di avere qui in studio, ben ritornato, Sergio Furlanetto, che è delegato alle politiche sociosanitarie dell'FNP del Veneto. Grazie segretario. E poi siamo collegati con Marcella Maroni, che è invece CAF CISL Veneto, ma referente tecnica regionale del servizio colf e badanti del CAF CISL. Ben arrivata anche a lei. Grazie Elena. Grazie molte Marcella. Allora, io direi di incominciare, dopo ci colleghiamo direttamente con il CAF e quindi con la nostra referente che ci darà informazioni più scientifiche e dettagliate. Intanto inquadriamo un po' la problematica. 82% circa dai vostri dati delle persone anziane non autosufficienti viene gestito, diciamo così, a livello domestico con assistenti familiari, colf, badanti che dir si voglia. Una piccola percentuale accede alle strutture invece che sono deputate a questo, però il problema irrisolto è quello che queste persone non sono adeguatamente formate, molte non sono messe in regola e lì dopo si possono analizzare vari aspetti, perché ogni volta che tocco questo problema si aizzano tutta una parte di pensionati che hanno pensioni molto molto basse. E poi c'è il problema appunto di reperirle, che siano persone anche serie, che abbiano una certa cosa e quindi inquadrarle come un anello importante dell'assistenza familiare. Però tutto questo, questi tre aspetti, questi tre nodi non sono ancora risolti. Vediamo con lei, segretario, di capire un attimo qual è la situazione. Intanto partiamo subito con il grafico appena possibile, così già ci dà dei numeri per capire di cosa stiamo parlando. Eccolo qua, sì. stiamo parlando. Sì, io vorrei premettere che intanto con questo 82% di non autosufficienti assistiti in casa, le famiglie vuol dire che hanno dato un forte contributo alla scarsità di intervento del sociale e del sociosanitario. Purtroppo però oggi le famiglie sono sempre più ridotte, non sono più le famiglie patriarcali di una volta che potevano facilmente, magari più facilmente, seguire la persona di solito anziana, anche se non sempre è anziana, non autosufficiente. E quindi pertanto necessita oggi parlare di contributi per aiutare le famiglie che seguono gli anziani non autosufficienti e i non autosufficienti in genere in casa. E questo deve essere fatto a partire dalle leggi quadro nazionali che ancora non ci sono. La legge quadro sulla non autosufficienza, sull'invecchiamento attivo, per i caregiver e per poi arrivare alle badanti. E quindi noi sollecitiamo queste leggi che diano questo quadro sul quale poi le regioni possono muoversi all'interno di questo. Diciamo che alcune regioni si sono già mosse, anche la regione Veneto, senza aspettare le leggi nazionali, qualcosa ha già fatto e casomai lo vediamo poi. Volevo dare un po' inquadramento numerico, visto, ecco, infatti stiamo vedendo visto qui. che state pubblicando dei grafici. Allora, in Italia le persone che lavorano a domicilio non sono poche, sono 1.700.000. 700.000 per il momento mettiamole da parte, che sono le colf e le collaboratrici familiari, sì, mentre parliamo dell'altro milione, che sono le assistenti familiari. Scusate se parlo al femminile, perché dai dati che abbiamo solo l'8% sono uomini che fanno questo lavoro, il 92% sono donne che fanno le assistenti familiari degli anziani non autosufficienti, e di questo 92% solo una su 4 è italiana, il 75% sono straniere che lavorano qui presso le nostre famiglie.
Il problema, uno dei tanti problemi che noi sottolineiamo tanto per iniziare, è che di questo 1 milione di persone stimate che lavorano a domicilio come collaboratori, come assistenti familiari, a livello nazionale un 60% e a livello veneto un 50% è gente fuori di regola, che è stimata, perché i dati, non si hanno dati certi, i dati certi sono a livello nazionale i 407.000 che ci dà l'INPS rispetto al 1 milione che stimiamo. Nel Veneto, da una ricerca fatta dall'Università Bocconi, siamo sugli 80.000 e in regola ne risultano 40.000. Per cui c'è un grosso problema da affrontare con gli strumenti che la Regione Veneto si è data, ma che deve farli ora funzionare. Certo, quando lei diceva appunto, questi sono numeri veramente altissimi, fondo regionale per l'autosufficienza che dovrebbe venire in supporto alle famiglie dove esistono persone non autosufficienti o anche alla persona non autosufficiente in sé per sé, perché non tutti necessariamente hanno il contorno familiare, bisogna anche ricordare questo. Com'è la situazione? Quanti sono i soldi che sono stati destinati? Qui il problema è intanto di scarsità di risorse, perché una parte li mette lo Stato che li dà alla Regione e poi la Regione le distribuisce tra le nostre 9 ULSS del Veneto, e abbiamo interventi fatti, diciamo, in maniera non coordinata. Abbiamo interventi per i caregiver, non abbiamo interventi per il momento per le badanti. Qua vediamo appunto nel grafico che la maggior parte della fetta, quella più grossa, va alle strutture residenziali. Va alle strutture residenziali. Oltre 500 milioni di strutture residenziali, per il domicilio sono poco più di 100 che nonostante milioni. vadano in strutture residenziali è un costo andare, anche se uno non è autosufficiente. Non è una cosa di poco conto, non è impatto zero per la famiglia andare in una struttura residenziale. No, infatti quei 500 milioni lì sono quelle quote che vanno alle persone non autosufficienti riconosciute dopo aver fatto la scheda SVAMA prevista. Però oggi in Regione Veneto siamo già arrivati a 27.000 che accedono a questi finanziamenti. Ne abbiamo 6.000 circa, 6-7.000 che invece devono pagarsi la retta completa, perché non sono ancora o non sono del tutto autosufficienti, oppure non sono ancora entrati dentro i numeri che la Regione ha fissato. Noi abbiamo rivendicato di arrivare almeno a 30.000 di queste impegnative per i non autosufficienti nelle case di riposo. Vediamo infatti la slide relativa, ecco qua, le impegnative di cura, questo è diverso, queste qui sono le impegnative di cura domiciliare, infatti, quindi qui torniamo al ragionamento del domicilio, in quanto ci sono diversi livelli di impegnativa di cura domiciliare e quindi di conseguenti aiuti economici che si possono richiedere, e io consiglio sempre di rivolgersi intanto agli assistenti sociali dei comuni o del distretto sociosanitario per capire quale strada, perché oggi uno dei problemi grossi che hanno le famiglie è che non si sa mai quale strada prendere. Vai dal medico di base, ti manda all'assistente sociale, ti manda al distretto e non se ne viene più fuori. Ecco, qua sta dicendo una cosa molto importante, perché allora, abbiamo da una parte il supporto che viene dato per la casa di riposo, la residenzialità, le schede SVAMA, tutto questo percorso che purtroppo è abbastanza complesso, eccetera. Dall'altro lato, però, noi quando parliamo di badanti, assistenti familiari, parliamo della domiciliarità, e quindi è un altro capitolo. Quelli che stanno a casa e hanno un assistente familiare potrebbero avere un supporto economico. Lo sottolineo perché non tutti ne sono a conoscenza. C'è la possibilità appunto di... Perché anche in base al livello di assistenza esatto, anche per chi chiede l'assistenza domiciliare, anche per loro c'è una scheda SVAMA cosiddetta semplificata, poi non più semplificata di tanto rispetto a quella delle strutture residenziali. Infatti una delle cose che chiediamo è di semplificare ulteriormente per essere meno burocratici su queste cose e fatte e rifatte. L'assistenza domiciliare è di vari livelli, da bassa, media
alta, con disturbi cognitivi, con disturbi psicofisici, alta poi per la SLA e per la difficoltà alla deambulazione fisica. Quindi, e questo chi lo decreta? Questo viene appunto fatto con una scheda SVAMA semplificata rispetto a quella delle case di riposo, ma è una cosa simile sostanzialmente. Però bisogna andare all'USL, cioè il medico di base. Il medico di base ti fa la certificazione. E poi la commissione ULSS, anche qui c'è un problema di più commissioni che secondo noi devono essere unificate per poter appunto semplificare il percorso. Una delle cose che rivendichiamo è che a livello distrettuale o subdistrettuale, quindi con il ragionamento che si sta facendo adesso sulle case di comunità con il PNRR, che quindi le case di comunità dovrebbero diventare quelle centrali, hub 2 sul distretto, che dentro queste strutture ci sia il cosiddetto punto unico di accesso, dove che il cittadino sa che va lì e riceve tutte le informazioni e tutti gli aiuti necessari. Dovrebbe essere assolutamente doveroso farlo, questo è un dato di fatto oggettivo. Quindi voi, la vostra proposta, alla luce di questa situazione che non è semplice, come vedevamo un po' il grafico, la maggior parte dei casi sono persone che sono abbastanza autonome, abbastanza autosufficienti, però potrebbero avere diritto a un minimo di aiuto tutto sommato, quindi anche questo è importante. Ecco, vediamo questa fetta, la fetta verde è quelle persone che riescono in qualche modo a gestirsi, giusto? Sì. Livello, che però possono avere diritto a qualcosa? Sì. Quindi c'è anche il tipo B, basso bisogno. Qui, come dicevo prima, sarà la scheda SVAMA per il domicilio che stabilirà il quanto. Noi sappiamo che per le casistiche di bassa e media intensità di necessità, diciamo, di assistenza, c'è l'ISEE che sono 16.000 euro infatti mi stavo dimenticando, quella è la domanda che volevo chiedere, serve l'ISEE? Se per le A e B sotto i 16.000, poi per la nuova MSG, quello dei disturbi cognitivi, siamo a 50.000, mentre per quelle come lo stesso per l'alta necessità, mentre per quello che riguarda la parte psichica e la parte della SLA, lì non c'è limite di ISEE, viene fatto un calcolo, diciamo, sulla base del reddito che c'è in famiglia e sulla base della reale necessità di assistenza. Chiaro. Sono tutte informazioni che sono importanti, perché uno già si mette nell'ordine di idee che deve comunque fare anche l'ISEE. Ribadisco a tutti quanti, se avete questo problema in casa, andate subito dall'assistente sociale del comune, se non c'è rivolgetevi all'assistente sociale del distretto sociosanitario a cui appartiene il vostro comune. Chiaro. E fatevi dare le dritte. Cosa serve fare per arrivare a questo? Perché la Regione Veneto, per queste questioni qui, o fondi suoi o fondi che le ha dato lo Stato, li ha girati alle USL perché siano impegnati su questa strada. Perfetto. A questo punto, dopo torniamo, sono anche le richieste che viene fatta dal sindacato relativamente a questo discorso delle badanti, no? Sì, esatto. Però vorrei collegarmi adesso invece per quel che riguarda i servizi e quindi lo sportello anche del corpo badanti con il CAF. Allora, che cosa ci dice a questo proposito? Perché per fortuna non è tutto lasciato all'autonomia delle persone, ci si può supportare con i CAF, con questi centri servizi, e cosa viene dato in particolare? Cosa fa lo sportello? E quindi possiamo vedere anche la slide. Allora, intanto faccio un appunto per quello che diceva Furlanetto. Sicuramente per avere accesso a questi contributi servirà il modello ISEE, che sempre si fa all'interno del CAF, e quindi anche prenotando magari per avere un servizio di consulenza o di informativa riguardo alle badanti, potrete anche approfittare per magari fare nel frattempo il modello ISEE. Quindi il venire a trovarci magari può essere molto utile e fa guadagnare tempo per poter portare avanti tutta questa procedura e riuscire ad avere un contributo. Per quanto riguarda lo sportello delle colf e le badanti, che è nato già parecchio tempo fa, nasce appunto per questa esigenza delle famiglie, soprattutto degli iscritti alla CIF, ma non solo,
di poter avere tutte le informazioni e tutto quello che riguarda la regolarizzazione di un contratto di lavoro domestico. Infatti io chiedo alla regia se mette in onda la slide che semplifica tutti i servizi, quindi stipulazione del contratto, le buste paga, quindi vediamo un attimo anche la slide di supporto. Prego. Sì, diciamo che con queste slide è un riassunto di tutto quello che facciamo, sia la stipula di un contratto, sia lavorare una busta paga, un modello CU, una tredicesima, cosa che un datore di lavoro domestico si trova magari impreparato perché è pensionato, perché magari è figlio indipendente e da un giorno all'altro si trova a diventare datore di lavoro di una persona e quindi gli obblighi sono diversi. La normativa è piuttosto articolata e quindi noi cerchiamo di informare fondamentalmente le famiglie, oltre che assistere in tutto il percorso di questo rapporto di lavoro, anche rispondendo ai semplici dubbi, anche magari non so, si può mettere un TFR in una busta paga oppure no. Quante sono le ore di riposo di questa badante? Cosa faccio se la badante non torna dalle ferie? Ecco, le famiglie vanno un po' in crisi, giustamente è così, perché è un'esperienza nuova, è un rapporto di lavoro molto difficile, nel senso che non è molto promiscuo, nel senso che se c'è una convivenza, c'è un'esigenza di assistenza, è un rapporto continuativo, quindi alla base di questo rapporto di lavoro c'è la fiducia e c'è il rispetto dei diritti del lavoratore, ma anche la vita della famiglia che si trova questa persona nuova all'interno e che in qualche modo deve inserire. Quindi, certo, quindi c'è la componente sia diciamo umana che anche quella però lavorativa che deve essere attuata e l'anziano ha difficoltà a farle con grande oggettività, per cui rivolgersi a chi tecnicamente può gestire la cosa è assolutamente meglio. Un altro nodo cruciale, e voglio vedere anche la slide di supporto in modo che si veda bene perché tanti ce l'hanno chiesto, è la spesa stipendio medio per gli assistenti familiari. Questa è un'altra questione che tanti ci sollecitano. Prego. Certamente. Allora, noi vediamo in queste slide sia la retribuzione minima sindacale di una badante assistente familiare per una persona non autosufficiente con un contratto di lavoro in regola di 54 ore settimanali, come retribuzione questa persona dovrebbe guadagnare 1.026 euro e 34 centesimi, mentre il costo per le famiglie, tenendo conto dei contributi trimestrali che dovrà versare all'INPS, tenendo conto dei ratti delle retribuzioni differite, quindi la tredicesima, la liquidazione, il costo è di 1.426 euro quasi. E quindi è un costo importante da sostenere, ma d'altronde sicuramente conviene regolarizzare la persona perché poi ci sono delle agevolazioni fiscali, ci sono dei contributi che appunto parlava Furlanetto prima, che vengono erogati dalla Regione, e a quel punto lì conviene sicuramente fare le cose a modo per stare più che altro tranquilli, quindi sicuramente il consiglio è questo. Come vedete sicuramente, o come ecco, diciamo che questa è un po' una media perché la cosa poi va concordata con la persona, giusto? Allora, sì, va concordata, ma c'è sempre un campo normativo che è il minimo sindacale che bisogna garantire alla lavoratrice. Poi sicuramente, essendo un rapporto di lavoro molto particolare, nel senso che non tutte le persone non autosufficienti hanno bisogno di un lavoratore convivente, magari c'è l'esigenza di un paio di ore per preparare i pasti, per aiutarlo a vestirsi piuttosto che fare una passeggiata insieme, e quindi ci sono diverse tipologie di rapporto di lavoro che possono essere applicate. Quindi questa tipologia particolare che è la badante per la persona non autosufficiente convivente. Poi ci sono altre varianti, ecco. Per quanto riguarda sempre questi costi, ci sono le deduzioni e le detrazioni che possono essere fatte, vero?
Certamente sì, la riduzione dei contributi per la quota del datore del lavoro fino a 1.549 euro al momento, e per quanto riguarda le spese di assistenza, quindi le retribuzioni, si può scaricare come per le spese mediche il 19% su un massimo di 2.100 euro, quindi in parole molto povere e molto basiche si recuperano all'incirca 780 euro di spesa. Ma questo a prescindere dall'ISEE? Questo a prescindere dall'ISEE, questo è un fatto reddituale, quindi facendo la denuncia dei redditi, per quanto riguarda la deduzione non c'è un tetto di reddito massimo, per quanto riguarda la detrazione c'è un tetto massimo di 40.000 euro di reddito lordo annuo. In ogni caso anche noi come CAF offriamo anche questo servizio, quindi rivolgendosi a noi avete un po' a 360 gradi queste informazioni, quindi possiamo venirvi incontro ed esservi di aiuto. Perfetto. C'è una novità per le badanti ucraine, vero? Sì, c'è una novità. Ecco, qui teniamolo la slide precedente così possono prendere nota ai telespettatori degli sportelli, colf badanti, numeri verdi, eccetera. Teniamolo lì mentre lei ci racconta della novità. Allora, la novità è che è stato creato un contributo dalla Cassa Colf, che è la mutua, passatemi il termine, delle colf badanti. È stato istituito questo fondo di aiuto per chi ricongiunge qualche familiare che per la situazione politica viene al nostro paese, e ci saranno 300 euro di contributo. Noi come sportelli ci stiamo un po' dando le informazioni e ci seguirà sicuramente qualche informativa ai nostri utenti già usuali del servizio per le modalità per accedere a questo contributo. Come si vede c'è sempre più attenzione a questa problematica, al settore colf badanti, e quindi è importante che questo continui, che cresca. E ecco. Perfetto Marcella, grazie mille di queste informazioni e della sintesi estrema, perché richiederebbero tantissimo tempo, poi entrare nel dettaglio. A questo proposito, che cosa chiede il sindacato per sistemare questa vexata questione? Allora, c'è una questione che ho già un po' citata prima a livello nazionale delle leggi quadro. Quella più importante è quella sulla non autosufficienza, che lo stesso PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con i fondi europei prevede che entro la primavera del 2023, quindi meno di 12 mesi, la legge dovrebbe essere fatta e varata appena che si perdono i soldi europei. Qui noi stiamo sollecitando, perché dovevano già dal mese scorso presentare una proposta di legge definitiva, mettendo insieme le tre commissioni, perché il Ministero della Sanità ha fatto una commissione, il Ministero del Lavoro ne ha fatto un'altra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne ha fatto un'altra. E dovrebbero fare una sintesi in maniera tale che ci sia un'unica proposta, un unico progetto di legge che porti al varo di questa legge per la primavera 23. Noi ci auguriamo che si diano una mossa, lo dico proprio in questo senso, perché poi sappiamo che nel 23 ci sono anche le elezioni politiche, per cui si scioglie il Parlamento e tutti i tempi conseguenti, governo e così via, per cui devono darsi un'accelerata su questa cosa qua. A livello regionale, io spero che quello che ha detto ieri l'assessore alla sanità Lanzarin alla riunione della Conf Cooperative cosa ha detto? Perché non tutti ne sono conosciuti. Prenda corpo, nel senso che ieri ha detto: ora passata la buriana del Covid, del grosso dei 2 anni e più del Covid, vediamo di fare ripartire i tavoli di confronto sul problema sociosanitario. E qui noi ne abbiamo molte di cose, dalla riforma delle IPAD alla domiciliarietà, al discorso della sanità territoriale collegata al PNRR e giù, a partire dagli ospedali di comunità che sostituiscono la lungodegenza, alle case di comunità dove ci deve essere il collegamento con l'assistenza domiciliare fatta o dai familiari, dei cosiddetti caregiver, o dalle badanti. Quindi c'è
tutta questa necessità di discutere sul come facciamo funzionare tutta la sanità territoriale, dall'uscita dall'ospedale, quindi passando dall'ospedale di comunità, per arrivare fino al territorio, fino al domicilio. E qui abbiamo il problema badanti. Il problema badanti che la Regione Veneto aveva già affrontato nel 2009 con una DGR, e istituendo il registro delle badanti. Perfetto, poi la cosa è stata ripresa nel 2017 con la legge 38 e qui poi si è bloccato tutto per via del Covid. Quindi bisogna istituire il registro badanti, che è una cosa fondamentale. Sì, lo hanno istituito, però è lì fermo sostanzialmente, avrà iniziato, poi è rimasto lì a causa Covid, non so, lo devono mettere in funzione, perché il registro delle badanti serve per vedere di poi formare queste persone, di avere un elenco che favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Una volta formate queste, e con la riforma delle IPAB che entrino anche le case di riposo dentro il sistema sociosanitario, queste persone formate potrebbero, una volta che purtroppo l'anziano che assistono non c'è più, potrebbero entrare nel circolo anche di andare a fare il loro lavoro nelle case di riposo e perché no negli ospedali. E quindi il registro è una cosa molto importante che bisogna far funzionare, e anche per far emergere il lavoro sommerso, ovviamente. Chiaro, questi sono tutti aspetti che vanno tenuti in conto. Voi comunque vi state sempre muovendo, sollecitando le istituzioni perché si dia luogo a tutto questo. È nell'interesse dei cittadini, non soltanto naturalmente dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte. Sergio Furlanetti, la ringrazio tantissimo, il tempo è volato, quindi ringraziamo anche Marcella Maroni del CAF CISL del Veneto di essere stata qui con noi, di averci supportato anche in queste spiegazioni. Vi ricordo che ai telespettatori abbiamo visto prima tutte le sedi del CAF CISL per avere le informazioni relativamente alla messa in regola o sistemazione di qualsiasi questione di carattere formale, legale, burocratico delle badanti e assistenti familiari. Invece le sedi dell'FNP CISL presenti su tutto il territorio lo potete contattare per avere qualsiasi informazione lucidazione ad ampio raggio per quel che riguarda i pensionati. Grazie di essere stati qui con noi, grazie a voi telespettatori, ci vediamo presto.